Bisogna fare i complimenti ai ragazzi perché hanno interpretato benissimo questa partita, nel senso che avevo chiesto soprattutto aggressività, quella che ci è mancata con la partita con Ancona, invece già siamo iniziati un po' in sordina, poi già da metà primo set hanno iniziato a spingere, soprattutto in battuta dove li abbiamo messi molto in difficoltà, poi è arrivato anche a muro dei bei muri, come avevamo studiato, tatticamente abbiamo studiato benissimo la partita e i ragazzi sono stati bravi a mettere in pratica tutto quanto, quindi sono soddisfatto di questa vittoria che è la terza consecutiva. Adesso ci aspetta una trasferta complicata, difficile a Brugherio, che viene da 3 sconfitte consecutive, quindi vorrà sicuramente riscattarsi, però so che sarà una settimana dura perché anche a livello mentale dobbiamo essere concentrati sull'avversario. Ovviamente siamo euforici perché 3 vittorie consecutive sono sempre 3 vittorie consecutive, però dobbiamo focalizzarci sempre sul lavoro di squadra e sulla crescita di tutto il gruppo.